Il decreto salva precari è il frutto di un accordo che il 24 aprile è stato sottoscritto insieme al Presidente del Consiglio, che si è fatto garante di quell'accordo, e quel decreto è la modalità, un provvedimento legittimo ma doveroso per risolvere una situazione critica che nella scuola si presenta ormai da anni. Ecco, possiamo spiegare che cosa avrebbe previsto questo accordo? Certo, avrebbe previsto la possibilità di mettere in cattedra quanto prima migliaia di precari che continuano da anni a svolgere il loro lavoro senza però avere la possibilità di essere stabilizzati. Che cosa mancava affinché fosse attualizzato? Allo stato attuale manca solo la firma di alcuni ministri perché questo decreto possa andare in gazzetta ufficiale e diventare a tutti gli effetti esecutivo. Questo iter in questo momento risulterebbe bloccato. Chi lo blocca in questo momento se ne assume la responsabilità. Il decreto sostanzialmente risolve un problema di stabilizzazione di personale che da anni lavora in varie aree d'Italia, aree geografiche dell'Italia, dando garanzia della propria competenza e capacità. Basta solo e semplicemente vedere quali sono i dati invalsi. I dati invalsi ottenuti che hanno dato i migliori risultati sono in aree geografiche dove il personale precario è maggiore. Questo significa che il personale utilizzato, che è personale che ogni anno continua a esercitare la propria professione, lo fa dando garanzia allo Stato di poter assolvere al diritto di studio che è costituzionale, ma allo stato attuale continua a farlo da precario. Si parla in tutta Italia di 80.000 circa persone precarie. Adesso in questo caso con tanti anche posti vacanti, che cosa si potrà fare? Si continuerà a riutilizzare personale precario. Se non si ritrova una soluzione politica volta a stabilizzare il personale, quindi dargli la possibilità tramite un decreto legge di poter essere inserito in ruolo, noi abbiamo l'unica possibilità per immettere personale stabilizzato nelle scuole attraverso i concorsi. Adesso noi abbiamo diverse persone che sono anche abilitate, ma che se non hanno un concorso ulteriore non potranno avere una cattedra in via definitiva.